Cominciamo questa nostra conferenza della rassegna Venerdì Storia dando il benvenuto al professor Massimo Miglietta, che insegna diritto romano all'Università di Trento. È una degli studiosi più conosciuti a livello nazionale nell'ambito del diritto romano. È professore ordinario, vi dicevo, alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento. Dopo essersi laureato all'Università Cattolica di Milano con una tesi intitolata Il processo Gesù, la sua ricerca ha continuato ad approfondirsi sempre nell'ambito del diritto romano. Fa parte del comitato scientifico di numerose riviste di storia e di diritto romano. Nel 2020 ha pubblicato il saggio Annotazioni storico-giuridiche intorno al processo a Gesù. Naturalmente sono moltissimi i suoi contributi e non sto qui ad elencarli. Prima di passare la parola al professore, vorrei che Don Andrea Guglielmi, Monsignor Abate qui a Bassano, dicesse due cose ad introduzione di questo incontro. E prima ancora, però vi ricordo che le prossime 3 conferenze di Venerdì Storia non si tengono qui, ma si tengono in Biblioteca Civica, perché questa sala è occupata. Ecco, lascio subito la parola a Don Andrea Guglielmi, che ringrazio davvero anche lui. Grazie. Buona sera. Si tiene la mascherina? Meglio toglierla. All'oratore si concede, no, dopo mezz'ora non respiro più. Io avrei chiesto, cioè sarei venuto a sentire questo incontro, questa conferenza, anche se l'amico Stefano Pagliantini non mi avesse chiesto esplicitamente di esserci con un invito personale e anche facendo questo saluto introduttivo. Ecco, perché quando ho visto che avveniva questo evento, chiaramente le antenne si sono alzate e non si può perdere un evento del genere. Mi fa piacere vedere che c'è anche una intergenerazionalità a questo incontro e anche che la sala è decisamente piena. Ecco, quindi io sono curiosissimo e per me è un grande onore, ecco, essere qui ad ascoltare il professor Miglietta, che ho avuto il piacere di conoscere. A introduzione di questa serata non saprei neanche di preciso cosa dire, perché io non so assolutamente di cosa si parlerà, anche se il soggetto in questione un po' ne ho sentito parlare, ecco. Sì, però ecco, io vorrei, come dire, aprire credo questa curiosità collettiva e oserei dire comunitaria, mi piace questo termine, facendo un riferimento. Dicevo al professore che ho avuto la fortuna negli ultimi mesi di scoprire un testo di cristologia che è appena stato pubblicato e che sembra essere molto interessante da parte di un giovane uomo, giovane teologo di Trento, che non è neanche prete, e sembra sia estremamente interessante. Io ho cominciato a leggere questo testo e mi ha provocato moltissimo su una questione. La fede cristiana professa da sempre che Gesù è vero uomo, però abbiamo sempre avuto un po' di difficoltà a immergerci veramente, ad affrontare seriamente l'umanità di Gesù. Forse lo hanno fatto di più gli artisti dei teologi a volte, no? E a volte noi abbiamo un rapporto con i credenti, possono avere, e forse anche i non credenti o i diversamente credenti possono avere un rapporto con Cristo ancora molto oleografico, molto disincarnato, no? Come se ci fosse un docetismo, ecco, che non siamo mai riusciti a sradicare. Ecco, in fondo lui è Dio, è il figlio di Dio, no? Ma l'umanità di Gesù è una questione seria e prenderla seriamente in considerazione ci farebbe bene anche alla nostra umanità e a vivere senza scuse, senza fughe, senza scorciatoie la nostra umanità, perché a volte la fede è veramente qualcosa che assomiglia ad una scorciatoia. Ma non voglio rubare tanto tempo, voglio semplicemente mettere in luce 2 pregiudizi che tutti noi abbiamo, magari io per primo, e che lavorano un po' in maniera subdola dentro le nostre teste. A volte ci dimentichiamo che Gesù, questo grande personaggio,
che ha parlato dell'amore, che ha lanciato all'umanità il comandamento dell'amore, che ha amato i nemici, che è morto perdonando, no, tutti. Comunque lui li aveva i nemici e non ha fatto nulla per rendersi simpatico agli occhi dei suoi nemici, anzi, sappiamo che lui usa toni duri con delle persone che fin dall'inizio non hanno simpatizzato con lui, no? Razza di vipere, sepolcri imbiancati, ipocriti, è la durezza del profeta. Lui si è riconosciuto in continuità con una tradizione profetica e sappiamo che il profeta per sua natura non è simpatico, è più scomodo che simpatico. E non dimentichiamo certi momenti in cui Gesù assume anche una postura aggressiva, non solo con le parole. Ecco, lui non ha mai avuto aggressività scaricate addosso al corpo degli altri, anzi, semmai l'ha subita quella. Però non dimentichiamo, no, la scena del Tempio di Gerusalemme dove lui entra e si fa una frusta e protesta in maniera fisica, in maniera quasi violenta contro questo atteggiamento mercantile nella casa del padre suo, dice lui. L'altro grande aspetto, che è ancora più difficile da riconoscere per noi, per chi come me è praticante, io sono un praticante evidentemente, è questo, che Gesù ha messo in difficoltà tutti e ha messo in confusione tutti. A volte noi cerchiamo nella fede cristiana, nella dottrina cristiana, le certezze, i punti fermi, indubitabili, noi vorremmo una chiesa sempre lì a dire certezze, le verità eterne, indiscutibili. In realtà Gesù però ha messo in difficoltà un po' tutti, ha messo in difficoltà anche il suo amico e maestro, cugino Giovanni Battista, che a un certo punto gli chiede: ma insomma, ma sei tu il Messia o ne arriverà un altro? Perché qui non mi capisco più. Ha messo in difficoltà i suoi parenti, ha messo in difficoltà anche sua madre. Non dimentichiamo certe scene, no, dove tuo padre ed io angosciati ti cercavamo, no? E fin dall'inizio il Vangelo assume la forma di un dramma. Ha messo, poi sappiamo i suoi parenti vanno anche a cercarlo pensando che sia fuori di sé, che sia impazzito. Non si esclude che ci fosse in questo gruppo di parenti anche sua madre stessa. Cioè, la situazione non è così pacifica, ecco. E poi mette in difficoltà anche i suoi discepoli, i quali più si frequentano e sembra che meno lo capiscano e più si crea la lontananza e sulla croce lui sarà solo, ecco. Ecco, tutto questo per dire, non per gettare un orizzonte pessimistico, ma per renderci ancora più cara, più familiare, più affascinante la vicenda di quest'uomo. Buona serata. Grazie. Bene, buonasera a tutti. Si sente acceso? Sì, buonasera a tutti e intanto ringrazio davvero di cuore per l'invito, ringrazio il dottor Pagliantini, ringrazio Monsignore per questa introduzione. Ovviamente, come è stato detto, è un tema che mi è molto caro perché ero una matricola quando ho cominciato, matricola di università a Milano in Cattolica, quando ho cominciato a studiare questo tema. E quindi non resisto alla tentazione di parlarne quando vengo invitato, insomma, perché è ovvio che mi fa molto piacere tutte le volte in qualche modo ripercorrere una strada di umanità di Gesù, perché ovviamente io parlo secondo la mia competenza, non sono un teologo, non sono un filosofo, sono uno studioso del diritto romano e la mia competenza è limitata all'analisi del processo a Gesù, però, come diceva Monsignore prima, del Gesù uomo, perché se poi guardiamo il Gesù glorificato, cioè il Cristo, qualche volta scrivono, mi dico, mettiamo il processo a Gesù Cristo. No, Gesù Cristo non può avere un processo, è Gesù di Nazareth che ha avuto un processo. Qui siamo su due dimensioni diverse, anche se la dimensione teologica ovviamente ha la sua importanza, perché se Gesù si fosse presentato come una buona persona che in qualche modo invitava all'agape, cioè all'amore, forse l'avrebbero anche lasciato parlare, al limite, come è stato supposto che fosse pazzo per una volta,
e tra l'altro erano i suoi parenti che avevano detto che era pazzo, mica gli altri, quindi ogni tanto sono i nostri parenti che ci pensano male di noi e non gli esterni, probabilmente non sarebbe accaduto nulla, l'avrebbero forse isolato e la sua vita sarebbe continuata. Evidentemente la sua predicazione deve aver toccato un punto nevralgico della teologia, della cultura, dell'ambiente, del potere, ha coinvolto una serie di elementi che hanno fatto scattare, per così dire, un cortocircuito. Non è facile mettere a morte una persona importante, cioè, meglio che più che importante, che ha un'autorevolezza, un'autorità. Lo dicono anche il popolo lo dice, no? Parla con un'autorità che altri non hanno e non ce l'hanno gli scribi e non ce l'hanno i maestri del Tempio. Come mai? Cos'ha questo personaggio di particolare? E in secondo luogo, precisavo già prima, con le persone con cui parlavo a tu per tu, ovviamente l'interrogativo cade anche sul profilo diverso, e cioè noi siamo abituati anche solo culturalmente, non dico necessariamente per fede, ma culturalmente alla croce, Benedetto Croce, a pensare che comunque quell'uomo si è rappresentato come Dio. E allora iniziare a pensare che quell'uomo possa avere commesso, dal punto di vista degli uomini, qualche reato, crea una qualche ansietà nell'indagine. Ma ripeto, non voglio ancora scoprire troppo le carte, nel senso non voglio anticipare troppe questioni. Noi parliamo del processo a Gesù, vedete è stato posto il sottotitolo il più inquietante caso giudiziario della storia, è vero. Processi della storia ce ne sono stati tanti, anche famosi, il processo a Socrate, per andare nel mondo greco, il processo ai Templari, insomma, a Campanella, a Giordano Bruno, ai criminali nazisti, il processo in Norimberga, insomma, ci sono libri che narrano dei processi famosi della storia. Giovanna d'Arco ha avuto un processo, un re d'Inghilterra è stato addirittura ucciso, no? Però è chiaro che di fronte al processo a Gesù noi ci troviamo dinanzi all'emblema stesso del processo. Che cos'è un processo? Diamone una definizione proprio basica. Potremmo fermarci una giornata intera per definire un processo. Diciamo che sostanzialmente è una camera di compensazione dei conflitti sociali, cioè si attribuisce a un terzo, un soggetto terzo, equidistante dalle parti e quindi capace di valutare oggettivamente i fatti per arrivare a una sentenza, cioè a una definizione di quel caso. Però è anche vero che un processo può essere esattamente il contrario, ecco perché è inquietante quello a Gesù, non solo perché ci inquieta nella coscienza, nelle domande culturali, nelle domande di fede eventualmente, ma perché nel caso che ci interessa ha coinvolto un tema ineliminabile. Quando ho cominciato a studiare questo argomento nella mia prima pubblicazione, che è del 1994, dicevo, ma sì, ma è un falso problema questo, cioè quello della culpa giudaica, di chi è la colpa per la morte di Gesù. E sapete che questo tema della colpa giudaica ha proiettato un'ombra oscura lungo i secoli, fino ad arrivare, se vogliamo, almeno al secolo scorso, e c'è chi non ha ancora abbandonato l'idea che il popolo ebraico debba subire una qualche conseguenza perché ha messo a morte Gesù, no? E faceva parte anche della teologia hitleriana, è esplicitamente detto nel Mein Kampf. No, quello lo meritano perché hanno ucciso Gesù Cristo. E io la considerazione che facevo era la seguente, ma insomma è come dire che gli italiani hanno ucciso Umberto I o che i greci hanno ucciso Socrate, è una sciocchezza. Al limite, proprio al limite, c'è una responsabilità delle persone storiche dell'anno 33
convenzionale, poi non sappiamo se è stato veramente il 33 d.C., ma insomma degli anni 30. E invece poi, analizzando la letteratura, ci si accorge che questo è un tema che non si riesce a sradicare. E la dottrina, cioè quelli che si sono occupati del processo a Gesù, anche in un'ottica meramente giuridica, hanno finito per misurare i lati molto brevi di questo hortus conclusus, colpa degli ebrei, colpa dei romani, colpa di chi. Quindi non c'è dubbio che sia uno dei temi più controversi della storia. Anche perché il processo a Gesù inizia a avere una sua storia letteraria, per così dire, del tutto particolare già dopo la sua celebrazione. Qualche autore ha scritto: è stato da subito oggetto di un altro processo culturale contro Pilato, contro i romani, contro i giudei, esattamente la sintesi di quanto vi dicevo prima. E se stiamo agli Atti degli Apostoli, abbiamo due versetti in particolare, 4, 27 e 28, in cui si dice: davvero in questa città, cioè Gerusalemme, Erode, Ponzio Pilato, coi pagani e i popoli di Israele hanno fatto congiura contro Gesù, santo servo del Signore, per compiere quanto la mano di Dio e la sua volontà avevano stabilito che avvenisse. Non ci soffermiamo tanto sulla volontà di Dio, perché questo, diciamo, è la visione, l'interpretazione teologica. Tutto è avvenuto per volontà di Dio. Ma su quel hanno fatto congiura, Ponzio Pilato, Erode, i popoli di Israele, i pagani, cioè romani ed ebrei e le loro autorità, hanno fatto congiura contro Gesù, santo servo del Signore. Se focalizziamo la nostra attenzione su quell'inciso, hanno fatto congiura, ne rinveniamo già una prima interpretazione, o meglio una reinterpretazione dei fatti, tesa a offrire l'idea, insinuare l'idea che non si sia davanti al processo Gesù, non si sia stati in presenza di un processo in senso tecnico, ma di un complotto vero e proprio per eliminare questo scomodo profeta, diciamo così. E questo è un dato di cui anche il giurista deve tenere sicuramente conto, questa reinterpretazione dei fatti, perché noi possiamo dare una lettura dei fatti alla luce delle fonti che ce lo narrano, e le fonti principali indubbiamente sono i Vangeli canonici, anche i Vangeli apocrifi e poche altre fonti, Tacito e qualche frustolo che troviamo nella letteratura. L'immagine che vedete è un'immagine che mi piace molto, la presento un po' illegalmente, nel senso che ho avuto l'autorizzazione dall'Opera del Duomo di Siena di utilizzarla come copertina della seconda edizione della mia raccolta di lavori sul processo a Gesù. In realtà avrei voluto già oggi fare omaggio della coppia, ma è in spedizione dall'editore, non siamo riusciti a combinare le date esatte, però appena ovviamente ce ne sarà la possibilità, invierò volentieri qualche copia per la biblioteca. È un Duccio di Buoninsegna, notissimo, bellissima questa immagine, di cui mi piace molto non solo il viso dei personaggi principali, Gesù e Ponzio Pilato, ma in particolare tutta l'insieme delle autorità giudaiche. Vedete, anche qui è già una reinterpretazione. C'è un volto sofferente ma sereno di Gesù, c'è un volto severo e dubbioso, sembrerebbe, di Pilato, e ci sono questi volti inquietanti, no? Delle autorità giudaiche che icasticamente ci presentano lo sviluppo della vicenda così come i Vangeli ce la presentano, e poi vedremo in che termini. Un dato fondamentale però, lo anticipavo prima, è la natura delle fonti di cui disponiamo per cercare di ricostruire il processo a Gesù, appunto i Vangeli canonici
e anche quelli apocrifi. Intanto dobbiamo renderci conto, almeno nell'ottica giuridica, che non sono resoconti stenografici del processo, non erano, ammesso che fossero presenti, forse solo Giovanni, non erano dei cancellieri che stenografavano quanto veniva detto dalle autorità, da Ponzio Pilato e da Gesù. Non sono verbali processuali, sono al contrario quelle che io ho definito fonti tematiche. Cosa voglio dire con questo? Intendo dire che la storia è uno strumento e non il fine per il quale gli evangelisti hanno scritto le loro opere. La storia è funzionale a narrare il cosiddetto kerygma, no? L'annuncio originario che poi è condensato nell'inizio del Vangelo di Giovanni, che il verbo, anzi il logos, si è fatto carne, è venuto nel mondo, ma non è stato riconosciuto, è stato messo a morte ed è stato risuscitato. Noi sappiamo che questo era, permettetemi il termine, lo slogan iniziale del cristianesimo. Non c'erano ancora i Vangeli, quello che si trasmetteva era l'atteso dei secoli, è venuto, non è stato riconosciuto dal suo popolo, è stato messo a morte, ma Dio lo ha risuscitato. E proprio questo è lo scopo che loro perseguono, no? Narrare che il Logos si è fatto sars, il termine greco è estremamente significativo, si è fatto carne mortale, sarcofago è il mangiatore di carne morta, lo dice il termine stesso, che è stato respinto, ha patito la sofferenza, la morte, quindi la passione, il processo, secondo le profezie, è stato giustiziato con modalità romana ed è risorto. Non sono quindi verbali falsi i Vangeli, semplicemente per la ragione che non sono verbali e non sono opere storiche false, perché non sono opere storiche, sono opere tematiche, sono opere della teologia. In particolare per quanto riguarda il racconto della passione, cioè il processo, la critica moderna non ha difficoltà a riconoscere che un resoconto sintetico ma dettagliato ha preceduto la scrittura degli attuali Vangeli ed è servito quasi come una sorta di paradigma per la loro scrittura. Diceva un importante esegeta, Deschamps, dell'Università di Lovagno, di Louvain, per lo storico e l'esegeta il testo evangelico presenta piuttosto la sottile tessitura di un arazzo, a cui hanno lavorato, oltre a un artista disegnatore che ha dato le idee fondamentali, molte piccole mani. Sarà sempre legittimo, opportuno, utile sia contemplare il quadro ad occhio nudo, sia osservare l'arazzo alla lente o palparne il tessuto per vedere il complesso del disegno. Quindi si è parlato di un vero e proprio racconto originario della passione, questo è dovuto invece a Lucien Cerfaux, un altro grande studioso, credo, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra un nome noto, ormai penso non sia più in vita, ma in un libro molto interessante ha cercato di identificare quelli che potevano essere gli elementi fondamentali di questo racconto originario della passione. Più stringato rispetto alle narrazioni che poi ci sono pervenute, vicino nella sostanza al testo di Marco, di cui gli autori di Matteo, Marco, Luca e Giovanni si sarebbero serviti reinterpretandolo alla luce dello scopo tematico che ciascuno di essi perseguiva, dello scopo teologico che ciascuno di essi perseguiva. Noi sappiamo che Matteo scrive il suo Vangelo, è un ebreo ovviamente, che scrive il suo Vangelo per gli ebrei, per gli appartenenti alla sua religione e deve suscitare la conversione, per cui anche certi episodi si comprendono in questa ottica di stimolare il pentimento di avere respinto Gesù per aderire alla nuova fede. Marco e Luca scrivono per i pagani e quindi è ovvio che calchino in qualche modo la responsabilità giudaica o delle autorità giudaiche, perché devono presentare, per così dire, la figura di Gesù ai gentili, cioè quelli fuori dal recinto delle pecore di Israele.
E Giovanni costituisce una scuola a sé, una scuola di pensiero a sé, non fosse altro che per lo stesso incipit, no? Quell'inno cristologico meraviglioso che è stato commentato nel Medioevo da tantissimi autori e ancora oggi dai moderni. Credo che potrebbe essere da solo una tesi di dottorato in teologia dogmatica, in principio, enologos, e il cardinale Martini diceva è un'esplosione immediata, perché logos è la parola, cito testualmente l'espressione del cardinale Martini, la parola più disperante della letteratura greca, del vocabolario greco, perché ha una gamma di significati per cui non lo si può comprimere. In latino non c'era nulla di simile, abbiamo utilizzato il verbo, che già in qualche modo contrae la ricchezza dei significati, e per noi moderni è la parola che usiamo per farci capire, ma è ancora più povero del verbo. Il logos è veramente un'esplosione. E sotto questo profilo, già nel prologo Giovanni esplicitamente ci fa capire la lotta tra le tenebre e la luce, tra l'atteso dei secoli che è venuto e le tenebre che non lo hanno accolto. Per cui Giovanni ha una tendenziale venatura, come potremmo dire, antigiudaica. Attenzione, che non vuol dire antisemita, perché Giovanni era un ebreo, chiaramente, ma c'è una dimensione fortemente polemica verso i giudei che non può non avere riflesso, così come anche la struttura e la natura degli altri Vangeli, nella rilettura del momento più importante, quello del processo. Il racconto originario della Passione possiamo dire che è il nucleo principale intorno a cui poi si sviluppano i Vangeli, ma la partenza è quella. La partenza è la sconfitta umana e ovviamente la rivincita nella risurrezione. Un secondo dato è quello per cui le opere neotestamentarie sono state redatte in un periodo, adesso non ci perdiamo sulle date, su chi sia, se è prima Giovanni, se sono prima gli altri, però complessivamente sono state redatte in un periodo in cui da un lato la Chiesa era entrata in conflitto col giudaismo ufficiale, di questo siamo certi. Si veda un'opera importantissima come la Didache o le lettere di Ogneto sul digiuno e sui riti ebraici. E dall'altro lato cercava di instaurare le comunità cristiane iniziali, cercavano di instaurare un rapporto di fiducia col potere romano. Si vedano ad esempio le lettere di Pietro o le apologie di Giustino Martire. Queste circostanze hanno influito sull'interpretazione dei fatti, del processo a Gesù. Per cui sicuramente, almeno io credo, la partecipazione delle autorità romane viene tendenzialmente affievolita a scapito della partecipazione delle autorità ebraiche e persino in alcuni casi del popolo ebraico. Quindi si estende dalla responsabilità storica dei singoli sulla sinistra a tutto il popolo. Elemento che poi stravolto culturalmente, ma non certo teologicamente, ha costituito il terreno piuttosto fertile, lì sì per l'antisemitismo, per cui davvero torniamo al concetto di processo più controverso della storia o più inquietante caso giudiziario della storia. Qual è quindi il compito del giurista, in particolare dello storico del diritto, di fronte a una letteratura disperante? Noi abbiamo probabilmente più di 2000 opere specialistiche che in un modo o in un altro si occupano direttamente del processo a Gesù, senza contare il genere letterario delle vite di Gesù, che ovviamente non possono non considerare la parte finale della vita di Gesù, quindi la passione, cioè detto tecnicamente il processo. E soprattutto di fronte a un dato che emerge dall'analisi di questa letteratura, ossia che gli studiosi di matrice cristiana, di cultura cristiana, non necessariamente di fede cristiana, diciamo occidentali, e guarda caso è un dato statistico che ho rinvenuto, in particolare per esempio Joseph Blinzler, un testo famosissimo negli anni 60-70 sul processo a Gesù, sono tendenzialmente portati a calcare la mano sulla responsabilità ebraica.
fino a condurre in casi estremi a ravvisare una responsabilità esclusiva degli ebrei nella morte di Gesù. Mentre gli studiosi di matrice ebraica non sono molti, ma qualcuno ha lavorato su questi testi, ne cito uno, Chaim Cohn, che è stato procuratore generale della Corte Suprema di Israele, quindi non un giurista qualunque, tra virgolette, con rispetto per tutti i giuristi, ma un altissimo magistrato. Dicevo, gli studiosi di matrice di cultura ebraica hanno cercato, in reazione anche comprensibile, di dimostrare l'estraneità del sinedrio, del popolo, delle autorità nel processo a Gesù. I primi si sono avvalsi di alcuni elementi testuali, cioè diciamo noi cristiani o noi occidentali, letti acriticamente, e si pensi al caso famosissimo, notissimo della lavanda delle mani, che è un po' il cavallo di battaglia della responsabilità non solo delle autorità ebraiche, ma del popolo ebraico. In risposta a una frase del popolo stesso, sappiamo che Pilato si lava le mani, no? Dicendo che non ha colpa di ciò che sta accadendo, e il popolo risponde: il suo sangue ricada su di lui e sui nostri figli. Ecco poi questa deriva illogica, ma purtroppo emozionale, che ha avuto grande successo, di dire di generazione in generazione questo popolo sconta quell'automaledizione. Il suo popolo, il suo sangue sia su di noi e sui nostri figli, cioè di generazione in generazione. Ora, in linea di principio, non si può negare che quanto riportato dal solo Matteo, perché la vicenda della lavanda delle mani è solo in Matteo, non si può negare in linea di principio che non sia accaduto. Neppure può dirsi inverosimile, perché il gesto di lavarsi le mani dopo una morte violenta, un omicidio, è attestato anche presso i greci e presso i romani come un rito che serve a proclamare la propria ragione e allontanare la vendetta divina. Per i greci vedi Erodoto, per i romani vedi Virgilio nell'Eneide. Però non bisogna solo guardare le somiglianze, bisogna anche stare attenti alle differenze. Solo nella Bibbia lavarsi le mani in occasione della morte violenta di un uomo è inteso come protesta di innocenza. Deuteronomio, per esempio, e come rinvio del castigo del sangue su altri. Samuele è anche un ritorno negli Atti degli Apostoli. Inoltre c'è una differenza notevole anche nel fatto che nella tradizione greco-romana si usa il sangue per lavarsi le mani. Nella tradizione ebraica si usa l'acqua, perché gli ebrei non si sarebbero mai lavati le mani con il sangue. Era il sangue degli animali che sostituiva la colpa degli uomini, quindi sarebbe stato sommamente impuro. Ma non è così privo di significato l'elemento materiale di quel rito. E allora, a mio parere, la soluzione, la motivazione teologica per cui è inserito questo elemento, che è legato alla volontà di Matteo di far scaturire il pentimento del popolo ebraico, potrebbe essere rintracciabile proprio nelle intenzioni per cui questo Vangelo fu redatto. Sorge dunque, almeno a me, legittimo il dubbio che il suo autore si sia riferito all'usanza ebraica, a lui certo nota, la lavanda con l'acqua, e non già quella greco-romana che solo per malcerta, molto malcerta illazione possiamo ritenere a lui conosciuta. Lo dimostrerebbe l'affermazione successiva della folla: il suo sangue su di noi e sui nostri figli, Matteo 27-25, che si adatta esclusivamente al senso ebraico dell'usanza, non a quello romano-greco. Si può quindi dire per assurdo che in questi versetti, in questa pericope di Matteo, a lavarsi le mani sia un Pilato ebreo, non un Pilato romano, e quindi dal punto di vista storico io credo sia un episodio assai malcerto, e soprattutto fondare su quello una responsabilizzazione del popolo giudaico di tutti i tempi diventa veramente audace, oltre che ingiusto. Quanto invece agli studiosi di matrice ebraica, come vi dicevo, l'opera di Chaim Cohn è stata tradotta, è stata scritta in inglese, poi tradotta in tedesco e poi tradotta in italiano da Gustavo Zagrebelsky, grande costituzionalista,
che è stato anche presidente della Corte Costituzionale in Italia. Secondo Chaim Cohn, che ho avuto l'onore di conoscere a Gerusalemme, nel passaggio tra il 1999 e il 2000, avevamo presentato un'opera a Gerusalemme sul processo a Gesù. Dicevo, secondo questo illustre magistrato, nel caso di Gesù non ci sarebbe stato un processo o una parte del processo nel Sinedrio riunito in veste di Suprema Corte di Giustizia, quale era peraltro la sua competenza. Si sarebbe riunito invece un consiglio informale per decidere come sottrarre Gesù alla mano dei Romani, quindi per difenderlo. Con le sue affermazioni Gesù avrebbe infatti potuto mettere in pericolo la propria vita, questo nell'interpretazione di Chaim Cohn, e quella degli stessi giudei qualora Roma avesse ritenuto necessario, avesse rilevato ovviamente nel suo pensiero un movimento di ribellione e avesse deciso di intervenire con un gesto fermo contro l'intera nazione giudaica, che già era costretta dalla presenza del magistrato romano, non aveva più un suo re, non aveva più un suo signore, aveva un magistrato romano, il prefetto della Giudea che l'amministrava. Quindi, secondo questo autore, i Vangeli rappresenterebbero l'immagine della preoccupazione dei primi cristiani di allontanare da sé il sospetto che il nuovo credo potesse essere visto come fonte di contrasto verso l'autorità romana e soprattutto di allontanare ogni ombra di responsabilità di Pilato per la morte di Gesù. In entrambi i casi, quindi, siamo in presenza di una lettura non adeguata delle fonti, dei dati testuali. Nel caso cristiano, per così dire, si omette ogni tipo di indagine sulla natura dei Vangeli. Vengono considerate storiche, ma ripeto, sono opere tematiche. Nel secondo, quello di Chaim Cohn, si disattendono parzialmente o completamente i dati, vedremo un altro esempio poco più avanti, i dati delle redazioni evangeliche al fine precostituito di dimostrare qualcosa, cioè la totale estraneità delle autorità ebraiche. Vale anche in questo caso la regola aurea, secondo cui la virtù sta nel mezzo, né lettura acritica né lettura precostituita. In realtà le fonti evangeliche debbono essere lette non solo secondo i criteri dell'esegesi neotestamentaria, ovviamente, ma anche criticamente alla luce delle conoscenze storico-giuridiche di cui disponiamo, sia per l'ordinamento ebraico sia per l'ordinamento romano. E veniamo ai poteri coinvolti e alle imputazioni mosse a Gesù. Intanto sappiamo che per Roma era consuetudine, dopo aver conquistato un territorio, e Roma era bravissima nel conquistare i territori, eliminate le eventuali resistenze, dicevo, era consuetudine procedere a una sorta di normalizzazione che si realizzava nel mantenimento delle istituzioni locali. A differenza del colonialismo moderno, non veniva cancellato l'esistente. Roma sovrapponeva quasi all'esterno, a parte il caso della presenza diretta di un magistrato, ma anche in quel caso il prefetto della Giudea se ne stava a Cesarea Marittima. A Gerusalemme c'era il Sinedrio che era l'autorità di riferimento. Questo perché? Ma perché nel caso di scontento o di reazione le autorità locali diventavano il parafulmine. Infatti quando ci saranno le lotte degli zeloti, leggiamo anche in Giuseppe Flavio, nella letteratura, che attaccavano e uccidevano dei loro connazionali, non andavano a toccare i soldati romani, perché sapevano che avrebbero perduto immediatamente, ma proprio perché l'idea era che i romani facciano i romani, scusate l'espressione banale, ma è ovvio, sono quelli che ci hanno conquistati e fanno il loro dovere, ma sono le nostre autorità collaborazioniste le vere colpevoli. Quindi Roma astutamente non cancellava la cultura, ce lo dicono le fonti, ma quando Tito alla distruzione del Tempio dirà: vi avevamo lasciato vivere secondo le vostre leggi e le vostre consuetudini, cosa volevate di più da noi? Per questo meritate la distruzione del Tempio. Roma è molto astuta, l'ha sempre fatto, anche quando fondava i municipia, le consuetudini locali sopravvivevano, le autorità locali sopravvivevano.
E in Giudea in particolare, questa operazione ha coinciso col mantenimento del Gran Sinedrio di Gerusalemme, la più alta autorità del popolo ebraico, al quale era affidato il compito di controllo e conservazione dell'ordine pubblico nella città santa in particolare, e soprattutto quello di svolgere l'istruttoria. Fungeva da sorta di giudice istruttore, come avremmo detto nel vecchio rito penale nostro, cioè il compito di raccogliere le prove e portare l'imputato eventualmente davanti al giudice, cioè al magistrato romano, per tutti quei crimini che non avessero una esclusiva natura religiosa, perché sulle questioni degli illeciti religiosi il Sinedrio si muoveva per proprio conto, salvo non poter più mettere a morte al tempo di Gesù. Questo è molto importante. Ma per tutti invece compiva questa collaborazione processuale col magistrato romano, che fungeva da giudice, per tutti quei delitti che fossero puniti con la morte, in particolare, e quelli che avessero una natura ibrida che potesse interessare anche l'ordinamento criminale romano. Siamo certi che il potere di comminare sentenze capitali, ancora prima che di eseguirle, ma addirittura di emetterle, era stato riservato da Roma in via esclusiva ai suoi magistrati, nel caso di specie a Pilato, almeno 30, 40, se non addirittura più anni ancora rispetto all'età del processo a Gesù. E questo si capisce, la ratio è facile, perché gli ius gladi, cioè il potere di mettere a morte, che hanno i magistrati romani nelle province, è una delega dell'imperium del princeps, dell'imperatore. Lasciare alle autorità locali il potere di mettere a morte è in qualche modo usurpare un potere che è collegato direttamente alla maestà dell'imperatore e che solo l'imperatore delega ai suoi funzionari. Ci sono fonti, non posso adesso andare nel dettaglio, ma fonti che secondo me dimostrano che il potere di mettere a morte era stato cancellato, dicono le fonti, 40 anni prima della distruzione del Tempio, ma quel 40 anni prima in realtà va interpretato come molti decenni prima, probabilmente già prima di Erode il Grande. Non c'era. Poi si può obiettare a questa mia soluzione che gli Atti degli Apostoli ci parlano della lapidazione di Stefano o del tentativo di lapidazione dell'adultera quando interviene Gesù. Dice, due eccezioni, una eccezione, unus nullus, ma due ne abbiamo. Intanto la lapidazione di Stefano non è una sentenza di morte, è un brutale linciaggio. Viene preso, sbattuto fuori e ammazzato. Ancora oggi a noi capita qualche volta che qualcuno venga linciato dalla violenza del popolo, non è una sentenza di morte. Men che meno il tentativo di lapidazione dell'adultera. Detto banalmente, se ci fosse stata una sentenza di morte formale contro l'adultera, Gesù avrebbe potuto dire quello che voleva, l'avrebbero lapidata comunque, e invece solo la forza morale fa desistere nuovamente la rabbia popolare, la donna viene lasciata lì, dice nessuno ti ha condannata? Nessuno ti ha condannata? No, nel senso pratico e anche nel senso giuridico non c'è stata una condanna. Quindi le eccezioni alla conclusione che non ci fosse la possibilità di condannare a morte da parte delle autorità mi sembrano eccezioni molto deboli. Comunque, in ragione di queste prerogative, il Sinedrio, che era ancora dotato dei suoi corpi di guardia, procedette, come sappiamo, all'arresto di Gesù nell'orto del Getsemani e probabilmente in collaborazione con una forza di sicurezza dei Romani. I Vangeli su questo non concordano pienamente, ma oggi la cosa possiamo lasciarla come un dettaglio. Però non possiamo certo lasciare da parte la domanda se l'arresto fu legittimo, ossia se venne attuato sulla base di legittimi capi di accusa, perché il giurista se lo deve chiedere, si sono inventati tutto o c'erano dei capi di imputazione legittimi. Poi da dimostrare è un altro discorso, bisogna dimostrare che effettivamente i crimini siano stati commessi. E soprattutto è credibile il mutamento di accusa
riportato dagli evangelisti, ossia il passaggio dal crimine religioso all'accusa di sedizione operato dai sinedriti davanti a Pilato. Non c'è dubbio che i Vangeli ci presentino questa immagine, no? Davanti al Sinedrio si discute di questioni religiose, di blasfemia, sostanzialmente. Davanti a Pilato lo si accusa di avere sobillato il popolo e quindi di lesa maestà. Sono due voci completamente diverse e i Vangeli ce lo presentano come una trasformazione dell'imputazione. Questo sarebbe molto grave se si potesse dimostrare che effettivamente è accaduto quello. A questo proposito dobbiamo focalizzare la nostra attenzione sul Vangelo di Luca. In particolare Luca 23:2. E cominciarono ad accusarlo davanti, ovviamente qui facciamo un'anticipazione di cosa accade davanti a Pilato e poi torniamo indietro. Abbiamo trovato quest'uomo, abbiamo trovato costui che sobillava il nostro popolo, impediva di pagare i tributi a Cesare e affermava di essere l'opposto tra, virgolette, e con un tratto di unione, il Cristo Re, come se fosse un unico termine, Christos Basileus. La predicazione di Gesù, nel suo complesso, il suo modo di essere Messia, e questo lo dicono gli studiosi della figura messianica e teologica di Gesù, sappiamo che lo è stato a titolo del tutto originale. Il titolo più frequente è Figlio dell'uomo, che non è il Messia che si attendevano in quell'epoca. Il Figlio dell'uomo richiama il libro di Daniele 7:13, che è un vaticinio per gli ebrei di classe C, poco frequentato. Cosa si attendevano in quell'epoca? Si attendevano un Messia umano, troppo umano, come direbbe Nietzsche, senza ovviamente minimamente poter ipotizzare una natura neanche lontanamente divina. Per gli ebrei è una blasfemia assoluta, non è concepibile. C'è un comandante militare che sarebbe arrivato con la forza, avrebbe cacciato i dominatori, avrebbe ripristinato il regno di Israele, il cui legittimo titolare è Dio. Gesù si presenta come figlio dell'uomo. E figlio dell'uomo non vuol dire colui che è stato generato dagli uomini, no. È una, appunto legata alla teologia di Daniele, una importantissima definizione, perché fa del titolare, del Messia, secondo questa prospettiva, uno che partecipa della natura divina. E colui che partecipa della natura divina, per necessità di cose, è anche re di Israele, perché il vero re di Israele non c'è dubbio che sia Dio. Quindi quando Luca parla di Cristo Re, sembra mettere in luce la doppia natura, umana e divina, come diceva Monsignore prima, di questo strano profeta che sfugge alle maglie della comprensione del suo popolo. Io dico una cosa, perché è facile 2000 anni dopo giudicare le autorità ebraiche o anche il popolo ebraico. Se noi fossimo stati nel pretorio, me lo chiedo tante volte, se noi fossimo stati nel pretorio durante il processo a Gesù e fossimo stati dei pii e fedeli ebrei che andavano al tempio, facevano l'offerta, pregavano, facevano l'elemosina, si comportavano bene, non facevano male a nessuno, e ci fosse stato portato davanti uno che manifestava una natura divina e quindi di conseguenza necessariamente, indirettamente, si proclamasse anche re di Israele. O eravamo suoi discepoli,
e l'avevamo già accettato prima. Possiamo mettere la mano noi oggi sulla Bibbia e dire io non l'avrei condannato, o saremmo stati, intendo in un'ottica culturale, non di fede, proprio solo in un'ottica culturale. Bisogna sempre pensare a quello che si vede nel momento, quando si è calati in una realtà. 2000 anni dopo noi siamo i giganti, gli nani sulle spalle dei giganti, siamo quelli sulla collina che vedono tutta la pianura, tutto lo schieramento, no? Ma quando sei dentro non vedi altro che all'altezza dei tuoi occhi e quindi puoi non vedere tante cose. Quello che voglio dire è che è legittimo almeno che le autorità ebraiche, non avendo ravvisato in Gesù l'atteso dei secoli, lo abbiano ritenuto colpevole, blasfemo. Per tornare al punto, a mio parere, si è trattato della commissione di un reato dal punto di vista giuridico, della possibile commissione di un reato plurioffensivo. Cioè questo Cristo Re che Luca ci porta, secondo me è fondamentale per capire gli eventi. Gesù col suo comportamento, con la sua predicazione, con la sua attività, ha rischiato di offendere nello stesso tempo la maestà dell'imperatore e la santità di Dio. Quindi di mettere in gioco un crimine che era comune per entrambi gli ordinamenti. E ha posto anche in essere azioni che erano reati per entrambi gli ordinamenti. Profetizzare la distruzione del Tempio era un crimine tanto per gli ebrei, in particolare, ma anche per i romani. Non potevi tirare giù il Tempio di Gerusalemme, ma non potevi neanche andare a Roma a tirare giù il Tempio di Giove, Capitolino, e ci mancava ancora. Ti mettevano a morte anche a Roma. Abbiamo la quasi certezza che qualcuno dei suoi apostoli girasse con una spada. Pietro taglia l'orecchio a Malco, servo del sommo sacerdote. E ambulare cum telo è una delle espressioni delle norme incriminatrici della Lex Iulia, ma ovviamente già prima del reato di lesa maestà, perché è sobillazione. Girare di notte con un'arma era vietato a Roma, come era vietato anche a Gerusalemme, quindi in entrambi gli ordinamenti. Che Gesù presenti la sua natura divina, io credo emerga ovviamente nei Vangeli in maniera molto forte. Giovanni 18:21, Padre, tu sei in me e io in te. Un altro versetto, prima che Abramo fosse, io sono. Ego eimi. E vedremo cosa significa quell'ego eimi. Quindi alla luce dell'analisi di questi fatti e quindi di tutta la predicazione di Gesù, di come lui si è proclamato, di cosa ha fatto, cosa ha detto, viene condotto presso il sommo sacerdote, molto probabilmente con una fase preliminare presso Anna, suocero di Caifa, che lo interroga sulla dottrina e sull'attività dei suoi seguaci. Se pensiamo dottrina e attività dei seguaci, vediamo che questa plurioffensività emerge. La dottrina è la blasfemia, l'attività è l'attività armata o comunque questo manipolo di persone che cosa combinano? Sono dei perturbatori dell'ordine pubblico, lesa maestà, è possibile. E perché davanti ad Anna, prima che a Caifa? Sommo sacerdote è Caifa. Perché Anna era stato sommo sacerdote, anzi, per la religione ebraica, teoricamente era ancora il vero sommo sacerdote. Erano i romani che l'avevano sostituito col genero Caifa. Probabilmente perché Caifa era più duttile a collaborare con i romani, ma per gli ebrei la vera autorità morale e religiosa era Anna, quindi si giustifica il passaggio prima da Anna. Comunque poi viene portato al Sinedrio e lì viene interrogato, perché il Sinedrio svolge la sua funzione di organo istruttore, di giudice istruttore, deve valutare le prove. E qui, stando ai Vangeli, emergono alcune irregolarità. I falsi testimoni, no? Dicono quelli che ritengono che il processo
sia stato illegittimo, il fatto che Gesù sia stato ritenuto colpevole o condannato, per così dire, nel Sinedrio sulla base dell'unica testimonianza, cioè quella di Gesù, perché è solo Gesù che parla effettivamente e si autoaccusa, e il fatto che ci sia stato un procedimento notturno che, secondo la legge ebraica, forse non poteva avvenire di notte. Falsi testimoni che si dice siano addirittura stati subornati dai sinedriti, quindi prezzolati, ma non possono essere utilizzati perché sono contraddittori. Ora, testimoni quando sono contraddittori sono veraci, e quando dicono tutti la stessa cosa che il giudice deve cominciare a dubitare che qualcosa non sia vero. È chiaro che qui è un elemento teologico, cioè nonostante la presenza dei testimoni non si riesce a raggiungere la prova, al punto che i sinedriti sono costretti, Caifa è costretto a interrogare Gesù e a ritenerlo colpevole solo sulla parola di un testimone, cioè la parola di Gesù: dici se tu sei il figlio di Dio, figlio dell'Altissimo, non avrebbe mai detto il figlio di Dio, ovviamente Caifa, impronunciabile, il tetragramma sacro, tu lo dici, io lo sono. Di che altro abbiamo bisogno? Si straccia la veste, segno di scandalo, portiamolo dal magistrato perché lo condanni. Allora, è qui presente un mio ex studente dell'Università di Trento che sa benissimo, e lo sanno tutti quelli che hanno studiato diritto, che ciò che l'imputato dice a suo riguardo non è una testimonianza. Questo è un bel errore di diritto, ma grossolano, da saltare l'appello proprio pie pari all'esame. C'è una cosa diversa, sono prove diverse, la testimonianza che è di un terzo e la confessione che è dell'imputato. È ovvio che la confessione è di uno solo e l'imputato può mica confessare per gli altri. Se confesso, confesso per me. Non posso mandare mia moglie a confessarsi da Monsignore o mio fratello, ovvio ci devo andare io, ma anche nel diritto e nel diritto criminale si può la confessione è una prova diversa e che non ha gli stessi limiti della testimonianza. La testimonianza non può essere una sola, ma la confessione sì, per definizione è unitaria. Se poi ci sono 2 imputati, 3 imputati, confesserà uno, confesseranno 2, confesseranno 3, ma sarà una singola prova per ciascuno. Sul procedimento notturno, in realtà, ci sono studi molto importanti sulla vigenza di 2 calendari all'epoca. Uno compresso, diciamo, cronologicamente compresso, che è quello che utilizzano gli evangelisti. Uno sono gli studi della Jobert, una studiosa belga, nuovamente, mi pare fosse belga, ha scritto una monografia e più articoli, dove dimostra che al tempo di Gesù poteva anche essere considerato un'altra scansione del tempo, in ordine alla quale il processo, l'ultima cena, la cosiddetta ultima cena, non sarebbe avvenuta il giovedì sera con tutta la vicenda notturna e al pomeriggio alle 3 l'ora già morto Gesù in croce, ma si sarebbe sviluppata probabilmente dal martedì fino al venerdì santo. Ma questo era anche negli interessi dei sinedriti. Ma scusate, ma se io devo arrivare a condannare a morte qualcuno, ma metto insieme tutte queste irregolarità, una dietro l'altra, in modo tale che mi si possa contestare la validità del processo, poi non dobbiamo neanche avere la mentalità cassazionista, cioè che all'epoca si applicassero le regole tutte con una precisione, neanche oggi si applicano tutte le regole, neanche la Cassazione lo fa. Però, vedete, tutte queste obiezioni in realtà reggono poco, però per amore di completezza, poniamo che siano vere tutte queste irregolarità. Io non ci credo, ma il problema vero sta nell'interrogatorio che il sommo sacerdote rivolge a Gesù. Lo scongiura, cioè vuol dire, ora ti pongo una domanda sotto giuramento. Quello che dici non è un'affermazione qualunque, sei sotto giuramento, ti scongiuro di dirci, sei tu il figlio dell'Altissimo?
Le traduzioni, come al solito, sono imprecise. Tu lo dici, io lo sono. E Caim Con dice, vabbè, è un'espressione che non ha molto significato. Tutti i giorni noi diciamo, io sono questo, io sono quello. Anche Gesù dice, io sono la porta delle pecore, io sono il buon pastore, io sono la via, la verità, la vita. Beh, mica l'ha messo a morte per quello. Se andiamo a vedere il testo greco, alla domanda, ti scongiuro, dici chi sei veramente, Gesù risponde, ego eimi. Non è un predicato nominale, tu lo dici, io lo sono, è un predicato verbale, io sono. Se andiamo a vedere la versione dell'Antico Testamento greca, quando Dio si manifesta sul monte Oreb, di al mio popolo, io sono, mi ha parlato, e c'è ego eimi, mi ha parlato. Vuol dire che quando il sommo sacerdote chiede a Gesù formalmente, sotto giuramento, dimmi chi sei in realtà, la tua vera natura, chi sei? Gesù non ha parlato in greco perché non parlava greco, parlava la lingua degli ebrei, e quell'ego eimi corrisponde al tetragramma sacro, Yahweh. Voi sapete che quella era la parola, l'unica parola impronunciabile di tutto. Si usavano le perifrasi, il santo dei santi, Adonai, si infilavano consonanti ma Yahweh, solo il sommo sacerdote, solo una volta all'anno, solo in una festa particolare, solo da solo, solo all'interno del Sancta Sanctorum pronunciava quella parola. Teoricamente, se l'avesse detta 5 minuti dopo nel cortile del Tempio, non era più possibile, ma secondo la legge ebraica avrebbe potuto lapidare persino il sommo sacerdote. Era la bestemmia più grave, che il crimine religioso e giuridico, perché quella era una società teocratica, che si poteva commettere. Allora qui non abbiamo più il problema dei testimoni, della testimonianza, della confessione della notte e del giorno, della luna e del sole. Gesù ha commesso e ha dato prova del più grave crimine possibile per l'ordinamento ebraico in udienza, di fronte ai giudici. Ecco perché si straccia le vesti, non perché sì, l'hai detto, io lo sono. Cioè non c'era scandalo, lì avrebbe ragione Caim Condi, ma lo scandalo dove stava? Lui dice si straccia le vesti perché non riesce a convincere Gesù a rinunciare alla sua predicazione, allora è talmente disperato che non lo può salvare che si straccia. No, straccia la veste è un segno ben identificato nella religione ebraica, è l'orlo della veste perché è lo scandalo maggiore. E chiaramente colui che si dichiara identico di natura, non neanche che partecipa alla natura, ma identico di natura a Yahweh, anzi dichiara di se stesso, ma quell'altro versetto probabilmente aggiunto, prima che Abramo fosse io sono, è la stessa cosa. Quindi in qualche modo l'aveva già anticipato in altre occasioni, forse non così esplicitamente. È chiaro che torniamo al fatto che chi è Yahweh è anche re di Israele, inevitabilmente. I due elementi ci sono. Allora i sinedriti davanti a Ponzio Pilato, e mi avvio alla conclusione, non hanno cambiato surrettiziamente, secondo me, con frode, il titolo di imputazione. Hanno presentato a Ponzio Pilato il titolo di reato che a Ponzio Pilato poteva interessare. Se loro si presentavano e dicevano è un bestemmiatore secondo la nostra religione, Pilato avrebbe detto, vabbè, sono fatti vostri, cioè di falsi profeti ne avete avuto una collezione, potete aprire un museo delle cere con i falsi profeti, fatene una anche a lui. Ma quel modo particolare di essere Messia e soprattutto di proclamare unicum in tutta la storia, la stessa natura di Dio, fa di lui in una lettura asettica che prescinde dalla fede, no? Ovviamente prescinde dal Cristo, ma solo del Gesù di Nazareth, fa di lui un criminale, e qui è sempre inquietante dirlo, tanto per l'ordinamento ebraico quanto per l'ordinamento romano.
tutte le domande che rivolge Pilato sono la testimonianza di una buona preparazione giuridica del magistrato romano, che poi vengano identificati i disperati tentativi di Pilato per liberare Gesù. Chiaro che lì c'è una ricostruzione, se vogliamo, la lapide di Cesarea Marittima, che qualcuno ha detto Ponzio Pilato, ma figurarsi se c'era un prefetto Ponzio Pilato, ma non immaginiamoci. Scavi di Cesarea Marittima, tolgono uno scalino dall'anfiteatro e trovano quello che è al Museo Archeologico di Gerusalemme, Tiberium, un edificio, qualcosa, un Cius Pilatus, più scritto di così si muore, Ectus Iudee, prefetto della Giudea, e poi probabilmente il verbo, qui è stata messa una E, ma in realtà si legge solo l'accentazione. In Giovanni, vedete, anche l'interrogatorio è tutto ricostruito dialetticamente col famoso settenario chiasmatico, perché si incrociano le scene dentro e fuori il pretorio. Chiaro che gli evangelisti ci presentano anche in un modo letterario la vicenda, ma ripeto, perché a loro non interessa la storia, non vogliono raccontarci come è andato A, B, C, D, E, F, G il processo. C'è una teologia dietro. Giovanni vuole dimostrarci semplicemente che la vittoria e la glorificazione di Gesù viene attraverso la sua sconfitta umana. C'è veramente di tutto. Ci sono i sogni della moglie, Claudia Procula, ci sono lo scambio con Barabba, l'invio ad Erode Antipa, insomma, tutte cose su cui sarebbe bello soffermarsi, ma il tempo è quello che è. In alcune versioni Gesù parla, c'è tutta una risposta, e essenziale per il diritto è la domanda che comunque Gesù gli pone. Ma sei tu re dei Giudei? Tu lo dici, io sono quello che tu dici, però il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno... Sì, ma Pilato non è un teologo. Tutta la continuazione a Pilato non interessa. La domanda è la stessa domanda che tutti i magistrati romani, un secolo dopo, anche meno, cominceranno a rivolgere ai cristiani per le persecuzioni. Sei cristiano? Basta la risposta sì, sono cristiano. Basta, sei già colpevole del reato di cristianesimo. Sei il re dei giudei? Pretendi di essere re dei giudei? Sì. Non mi interessa che dici che il regno non è di questo mondo. Hai confermato l'interrogatorio del giudice e quindi sei responsabile. In alcune versioni dei Vangeli Gesù parla molto, risponde, soprattutto in Giovanni, in altre invece a un certo momento tace. E anche lì qualche autore dice, vabbè, però se l'imputato tace basta, si avvale della facoltà di non rispondere, no? Come diremmo noi nel nostro ordinamento. O nell'ordinamento americano, il quinto emendamento, l'imputato non parla e il giudice non può condannarlo sul silenzio. A noi fa effetto, no, pensare, perché due studiosi, uno tedesco e uno di origine ebraiche, hanno trovato nelle fonti giuridiche antiche la regola secondo cui il silenzio che l'imputato facesse, opponesse al magistrato laddove interrogato sul suo crimine, potesse essere valutato dal magistrato come ammissione di responsabilità. Quindi che Gesù abbia parlato o abbia taciuto, dal punto di vista del diritto antico, lo si poteva considerare comunque confessus. E questo nel nostro mondo, che viene dal mondo liberale, ci crea molta ansia, no? Che un imputato non voglia dire e da quel silenzio se ne tragga motivo di condanna. Pensate che nella liberalissima Inghilterra, negli anni 90, 80-90, quando c'era ancora tutta la questione del terrorismo, e il terrorismo è la lesa maestà moderna, per certi, quindi siamo più o meno sullo stesso piano ideologico, di ideologia di politica normativa criminale, penale, era stata emanata dal Parlamento una legge valida per l'Irlanda e poi estesa a tutto il Regno Unito, secondo cui non solo il giudice, ma anche le forze di polizia
che indagano possono trarre nei reati di terrorismo, possono trarre dal silenzio degli imputati motivi di affermazione della responsabilità. Come vedete, la storia si ripete, e stiamo parlando dell'Inghilterra moderna, no? Che nasce dall'Inghilterra liberale, da tutta una serie di principi che vengono giustamente detti come principi fondamentali in tema di libertà delle persone. Tu sei accusato di terrorismo? Lo confermi? Sei tu che hai sparato al soldato inglese? Non mi dici niente? Allora vuol dire che sei colpevole. La stessa cosa che è capitata a Gesù. Viene messa la sentenza. Intanto è una sentenza formale. Pilato si siede sulla sella curule, che è la manifestazione della emissione di una sentenza formale, lo dicono anche i verbi. La confusione, Gesù si siede, perché c'è una interpretazione del verbo greco che farebbe pensare che Gesù che si siede sulla sella del magistrato, ma ovviamente non può essere stato così. È sicuramente romana il tipo di esecuzione, di pena, la crocifissione, anche questa era stata abolita al tempo di Erode il Grande, lo dimostra una monografia consistente di un tale Engel, uno studioso, che è proprio intitolato La crocifissione. La presenza dei soldati romani, gli esecutori e l'exactor mortis, quello che con la lancia deve verificare che Gesù sia morto, e che ci sia l'emissione di una sentenza formale e non il semplice abbandono di Gesù alla volontà degli ebrei, lo dimostra una cosa che noi abbiamo letto, una delle prime cose che abbiamo letto fin da bambini, la scritta sulla croce, INRI. Giovanni 19,19 ci riporta il testo completo e dice addirittura che era in 3 lingue, in latino, in ebraico e in greco. I Vangeli sono scritti in greco e quindi noi abbiamo 19,19, Gesù, tradotto il Nazareno, re dei Giudei. Iesus o Nazoraios o Basileus ton Iudai. Nel 1948 un tale Eugenio Zolli, nato Israel Zoller, pubblica a Udine, se non ricordo male, nel 1938, scusate, un'opera intitolata Il Nazareno. Il primo capitolo, interessantissimo, scusate, spiega che quel Nazoraios non vuole affatto dire Nazareno, perché in greco l'aggettivo che direbbe luogo di Nazareth, anche se non è la patria di Gesù, perché Gesù era nato a Betlemme, ma era considerato il Nazareno, in greco sarebbe Nazarenos o Nazaretos, non Nazoraios. E Nazoraios è un apax legomenon, cioè si trova solo, è un vocabolo greco che si trova solo nel Nuovo Testamento. Eugenio Zoller prenderà il nome di Eugenio perché si convertirà al cattolicesimo e lui era stato rabbino di Trieste, e in onore di Pio XII, che era Eugenio Pacelli, prende quel nome. Eugenio Zolli, da Israel Zoller, in questo suo lavoro smonta tutte le varie interpretazioni e arriva a sostenere, secondo me ha ragione, che quel Nazoraios possa significare approssimativamente il predicatore. Gesù il predicatore, il re dei Giudei. Cos'era il titulus crucis, questo cartello che era stato appeso alla croce? Non era un'informativa qualunque, era la motivazione della sentenza di condanna, cioè un atto formale processuale. Quindi una sentenza c'è stata, perché per esserci una motivazione ci deve essere una sentenza precedente, non si motiva qualcosa di inesistente. Quindi gli ebrei, i giudei, le autorità giudaiche hanno fatto il loro compito e Pilato ha fatto il suo, emettendo una sentenza di condanna. Potremmo poi andare sui dettagli che volete, se non lo condanni sei amico di Cesare, ma qualche pressione c'è sempre, anche oggi, sapete, nei processi cosiddetti politici, cioè dove ci sono in gioco non solo fatti di diritto, e i giudici ne hanno di pressioni, poi arrivano a decidere secondo giustizia, secondo diritto.
Ma se noi guardiamo questo Gesù, il predicatore re dei Giudei, possiamo notare che nella stessa motivazione della condanna sono presenti due elementi che abbiamo individuato nella imputazione di Gesù. Il predicatore è l'elemento teologico, se vogliamo un accenno alla blasfemia che Pilato comunque introduce nella motivazione formale del perché l'ha mandato a morte. Re dei Giudei è chiaramente perché è la lesa maestà, al punto che si tratti di una motivazione formale, non di un semplice avviso per i passanti, ce lo dice il Vangelo quando le autorità ebraiche dicono no, un momento, non scrivere, scrivi che si è detto, quod scripsi, perché non è più possibile cambiare la motivazione quella è stata pronunciata, tu sei condannato a morte perché ti proclami predicatore e quindi per il tuo popolo hai bestemmiato e perché ti proclami re di Israele e quindi hai leso la majestas dell'imperatore, cioè in quell'epoca Tiberio. Sono andato molto oltre il tempo che prevedevo e vi chiedo scusa, però le conclusioni sono queste. A mio giudizio noi abbiamo la partecipazione di due poteri legittimi. Una unicità del processo in due fasi, meglio in tre fasi, una fase istruttoria davanti al Sinedrio, una fase del giudizio davanti al magistrato romano, una fase dell'esecuzione, cioè dell'applicazione della pena di morte. Io credo che possa essere ravvisata una sostanziale legittimità per quello che poteva essere la complessiva legittimità di un processo degli anni 30 d.C. E sulla base di una coerente e tutto sommato corretta fondatezza dei capi di imputazione. Chiudo con un'annotazione. Nelle accuse che vengono mosse ai sinebriti davanti a Pilato nella versione di Luca, si dice anche impediva di pagare i tributi a Cesare. E qualcuno diceva, vabbè, questa finché sobillare il popolo aveva il manipolo dei suoi a pagare i tributi, ha solo detto date a Cesare, anzi ha detto date a Cesare quel che è di Cesare. Ortensio da Spinetoli, che è stato uno dei più grandi studiosi del Vangelo di Luca, una monografia enorme, un commento enorme, credo della Cittadella di Assisi, vero? Dice se il tema è filtrato nei Vangeli è perché Gesù deve aver fatto qualche affermazione ambigua sulla tassazione, se no non l'avrebbero, è ragionevole. Matteo 17, 24, 27, la tassa del Tempio pagata da Gesù e da Pietro. Venuti a Cafarnao si avvicinarono a Pietro gli esattori della tassa per il Tempio e gli dissero: il vostro maestro non paga la tassa per il Tempio? Rispose sì. Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne dicendo: che cosa ti pare, Simone? I re di questa terra da chi riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli altri? Pietro rispose: dagli estranei. E Gesù, quindi i figli sarebbero esenti. I figli sarebbero esenti, la tassa del Tempio addirittura, uno dei doveri principali. Ma affinché non si scandalizzino, va al mare, getta l'amo e il primo pesce che viene prendilo, aprigli la bocca, vi troverai una moneta d'argento. Prendila e consegnano a loro per me e per te. Ma moraliter, lui si dichiara esente dal pagamento del tributo del Tempio. Ma certo, perché il pagamento del tributo del Tempio è un dovere verso Dio e se la sua natura è quella, è ovvio che lui sarebbe moralmente esente, però per non scandalizzare. Quindi vedete che già questa altra pericope ci dice che la questione del tributo, come aveva intuito da Spinetoli, era una questione probabilmente discussa fra i tanti discorsi di Gesù, tanti non ci sono stati conservati. Quindi una sostanziale legittimità, a mio parere, una sostanziale legittimità delle imputazioni, coerente la condanna da un punto di vista umano, la discriminante è sempre quella nell'aver avuto fede o non nell'aver avuto fede in Gesù.
i suoi apostoli, i discepoli che avevano creduto in lui come il Messia, chiaro che lo hanno ritenuto per ciò che era e non lo hanno certo condannato. Chi onestamente non lo ha accettato, dobbiamo dire che lo ha coerentemente ritenuto colpevole. Certo, alla fine di tutto questo percorso che ho dovuto fare un poco più ampio di quello che pensavo, ma nello stesso tempo estremamente sintetico, io credo che resti paradigmatico un frammento del dialogo tra Pilato e Gesù. Sentite queste cose, Pilato si impaurì ancora di più, entrò nel pretorio e chiese a Gesù: ma tu da dove vieni? Ed è il destino della sola curiosità scientifica, quello che chiude, che conclude questo frammento di dialogo, anzi di monologo, e che chiude anche la nostra conversazione. Gesù però non gli diede risposta, quindi gli interrogativi che diceva Monsignore all'inizio restano sempre in sospeso. Grazie, scusate per la lunghissima.